Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, benvenuti a questo appuntamento di Mixed, la settimana politica ed attualità in Friuli, Venezia, Giulia. Vado a salutare subito Enzo Cataruzzi che è già collegato con noi. Pronti? Bene. Ci vediamo? Bene, ripreso Eccoci, tutto? ben ritrovati Enzo, dicevo siamo in onda, Sì. ben ritrovato, insomma. Allora oggi parleremo, per quanto riguarda questa puntata, lo spazio dedicato di Mixed sarà concentrato sulle polemiche che sono emerse dopo l'articolo del Sole 24 Ore che ha praticamente portato Udine alla medaglia d'oro per quanto riguarda il tenore di vita, Udine inteso come territorio provinciale, non come territorio cittadino. Sì. E da qui possiamo dire sono partite le polemiche alla fine, no? Beh, insomma, c'è stata un'ambiguità di fondo anche nella comunicazione, no? Non è proprio la città di Udine, ma la provincia di Udine nel suo insieme. E qui, insomma, c'è stata la corsa subito del sindaco di Udine a rivendicare il buon andamento in 6 mesi della sua performance, e quindi naturalmente l'ex sindaco di Udine ha contestato la questione dicendo ma l'abbiamo fatta, è una cosa che viene da lontano. Io penso che il risultato è opera di tutta la provincia di Udine, di tutti i comuni della provincia di Udine, anche perché ci sono 3 parametri molto importanti, tra i quali anche l'organizzazione della pubblica amministrazione. Questo si sa che è una cosa molto importante, non ci lamentiamo, ma evidentemente il monitoraggio ha dato ragione alla nostra organizzazione, dalla regione, diciamo così, fino alle province, ma la provincia di Udine in particolare. Poi c'è la questione che riguarda un po' la condizione femminile e la sicurezza sulle persone di sesso femminile, che in qualche modo nel contesto attuale ha dato una mano molto a dire che noi siamo in un'isola, non dico felicissima, ma comunque ideale, perché per il momento non abbiamo grosse, se non in passato, purtroppo abbiamo avuto anche noi dei femminicidi, però in questo momento la questione sulla sicurezza femminile nella provincia di Udine butta certo. Bene. Poi c'è la questione Senti, della ma secondo te, ecco, no, volevo dire, secondo te, perché dobbiamo basarci sul fatto della polemica in sé, no? Sì. Il fatto che la gente pigli sempre fischi per fiaschi in base al titolo che viene pubblicato dal quotidiano o comunque dal mezzo di informazione di turno, nel senso che il 99% legge il titolo e si ferma lì e non va esattamente, poi non entra a leggere il contenuto, no? Purtroppo siamo in una società dove vogliamo avere tutto e subito, non ci fermiamo a leggere, a soppesare un po' anche le frasi, per cui insomma quello che i media ci propongono al limite tutti bevono, insomma, tra virgolette. E questo è stato un errore anche di fondo anche nel comunicare che la città di Udine, ma Udine quanto tale, è chiaro che Udine è il comune più grande della provincia di Udine, è la capitale del Friuli, diciamo così, e quindi della provincia di Udine, però non dimentichiamo, ci sono altre grandi località e piccole località che hanno portato questo risultato, insomma, no? Quindi nel suo insieme io farei un plauso a tutti gli amministratori e a tutta l'organizzazione. Poi non dimentichiamo che la questione, per esempio, della giustizia è una cosa molto, molto importante. Si parla tanto di nuova organizzazione della giustizia, però diciamo che a livello nazionale vanno 900 giorni circa, più o meno, per riuscire a portare a compimento un processo civile, mentre
in provincia di Udine bastano 137 giorni. Ecco, questo insomma ci rincuora, nel senso che viviamo in una provincia che ci fa ben sperare. Naturalmente abbiamo, come molti hanno detto, bisogna anche migliorare, mantenersi. Adesso vedremo se riusciremo a mantenersi, perché non è facile. Siamo balzati al primo posto dopo aver passato, diciamo così, una parte, siamo stati nei primi 10, mi pare una volta o due, ma di colpo siamo al primo posto. Quindi bisogna vedere se questo noi riusciamo a mantenere. Certamente, come dici tu, molti hanno contestato questo, molti hanno rivendicato a sé questo risultato. Il centrodestra, per esempio, l'ha presa solo il comune di Udine. Il comune di Udine ha detto no, siamo... A dire la verità, il sindaco di Udine ha detto anche l'amministrazione, ha dato un passaggio, anche all'amministrazione precedente, questo per l'amore della verità. In ogni caso si sa che in dirittura d'arrivo del cambio delle amministrazioni della prossima primavera e delle elezioni, diciamo così, europee, in questo momento la polemica la fa da padrone, insomma. Bisogna vedere se i cittadini daranno ascolto alle polemiche o se prenderanno atto di quello che è, insomma. Certo, ecco Enzo, tu prosegui tranquillo, perché ogni tanto c'è stato un momento in cui io sono sparito, ma dall'altro monitor di servizio ti Vabbè, vedo ma regolarmente in insomma, onda, la casomai, trasmissione insomma, sta andando. Ogni tanto ci sono dei problemi di linea, come si dice, può saltare il sì, sì, collegamento, sì. ma ripeto, tu stavi andando Ecco, questo regolarmente in forse onda senza nessun problema. sarà una cosa da migliorare. Sì. Una cosa da Sì, migliorare, purtroppo sì. queste non sono dovute né a me né a te, ma ci sono ogni tanto dei problemi di sovraccarico di linea dove quando facciamo le dirette, soprattutto in certe fasce orarie, si va, come si dice in nero, il gergo tecnico, ma quello che conta è che la trasmissione stava andando regolarmente in onda e dunque tutto quello Sì, che hai sì, detto tu sì, fino sì. adesso è andato regolarmente in diretta. Senti, si Sì. parlava appunto di questo fatto, no? Del confondere e non confondere. Qualcuno si è preso i meriti, però cosa vuol dire in generale? Che dal Ecco, sì. Vedo che sei sparito dalla circolazione. Ma dobbiamo dire che in generale un piccolo centro come Udine, per esempio, ha migliorato effettivamente la qualità della vita, perché se ben vi ricordate c'erano delle contestazioni per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma poi alla fine è rientrata quasi tutta la protesta, perché abbiamo visto che le cose sono andate per il meglio, insomma, no? Come abbiamo visto la questione dei trasporti. C'è una questione ancora in fieri del traffico, per esempio se prendiamo alcuni punti neri del traffico della Pontebana, io cito sempre Santa Caterina, che è il mio comune, ma anche Casarsa della Rizza, ma la stessa Trasemana. Insomma, c'è qualcosa da migliorare dal punto di vista delle grandi infrastrutture, grandi e piccole infrastrutture, ma queste, insomma, noi possiamo dire che abbiamo una buona rete stradale e autostradale. Certamente forse le ferrovie dovrebbero mettersi al passo, questo sì, questo sì. Ecco, pronto? Mi senti? Ti vedo fermo. Ti vedo fermo. In ogni caso, continuando, ehm, credo che per quanto riguarda a livello italiano, ho sentito delle polemiche che riguardano proprio la nostra performance, no? Come mai un Udine, perché anche lì hanno scambiato, non la provincia di Udine, ma Udine, un piccolo centro, così è chiaro che con 100.000 abitanti scarsi riescono a tenere le strade pulite rispetto a eccetera. È chiaro che se noi prendiamo in considerazione Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, eccetera, i problemi sono altri, i problemi sono certamente altri. Noi però, diciamo così, certo. abbiamo una cultura un po' anche diversa che rispecchia un po' un'altra Italia, perché vediamo che nei primi posti c'è anche Trento, è stato anche Bolzano, abbiamo visto addirittura che Bologna, che c'è sempre, era prima, è diventata seconda, ma poi abbiamo Aosta, Bergamo, insomma abbiamo un centro-nord che eccelle rispetto al resto. E poi abbiamo, si vede poi la cesura tra il nord, il centro-nord e il sud. Beh, qui insomma i problemi ci sono sempre stati e io penso che neanche il PNRR troverà
darà delle soluzioni così immediate, ci vorranno dei tempi diciamo di maturazione per arrivare a bomba, anche perché mancano tante infrastrutture. La stessa questione del ponte di Messina vediamo che sta dividendo sia la Sicilia dal resto dell'Italia, dal resto del continente, come dicono loro, e quindi anche questo è un problema, insomma, no? Però il tema della qualità della vita in un momento come questo è un tema, secondo me, che andrebbe dibattuto molto di più anche dai partiti politici, non tanto sull'ambientalismo in sé, ma in quanto sulla vivibilità in sé, che è tutta un'altra questione, no? Cioè vedere anche i servizi, dove si vive, come vengono erogati, chi li eroga e tutte queste cose qui, sono un po' di trasparenza in più. Certamente noi dovremmo prendere in considerazione anche la questione dell'erogazione dell'acqua e faremo magari una puntata anche sul consorzi acquedotti, perché diventa, cioè l'acqua diventa l'oro blu e questo diventa sì in futuro una qualità della vita. Ma io penso che affronteremo anche questo tema che è molto interessante. Bene, io direi Enzo possiamo chiudere qui questa puntata dell'8 dicembre, visto che abbiamo il ponte ballerino, come si dice in questi casi. Oggi sei stato chiaro e trasparente, ecco, nel per tuo... cui tutti fanno un po' di festa, sia dal punto di vista dei cattolici, sia dal punto di vista del resto. Certo. Il ponte Bene, per quanto riguarda... Ecco, allora, per quanto riguarda Mixed, chiudiamo qui la puntata odierna, diamo appuntamento ai nostri amici la prossima settimana con altri argomenti d'attualità e politica direttamente dal Friuli Venezia Giulia. Mandi e alla prossima. Mandi anche a te, ciao a tutti. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.